Terza giornata del girone di ritorno si gioca allo stadio Vincenzo Presti di Gela. La sfida è tra il Nuova Città di Gela di Mister Pensabene e la Don Carlo Misilmeri di Mister Salvatore Aronica. La formazione biancorossa che arriva dalla rotonda vittoria contro il Castellammare. Anche qui, come su tutti i campi del calcio italiano, il minuto di raccoglimento per ricordare il compianto ex presidente FIGC Tavecchio, e poi si può cominciare con una partita molto divertente, molto vibrante, fin dai primissimi minuti di gioco, con il primo tentativo per la Don Carlo Misilmeri, 2 minuti e mezzo. L'ottimo lavoro di tutto il tridente biancorosso, da Manfrè a Concialdi a Lucera che si prepara per il destro. La palla però si spegne al lato, alle spalle di Di Martino. Prima fiammata dopo 10 minuti anche per la squadra giallonera, con questa palla messa al centro per Abate. Il tentativo beffardo che si spegne sulla traversa a Marino, battuto almeno in apparenza. Don Carlo che poi dall'altra parte spinge in contropiede l'azione, prosegue Concialdi sulla corsa di Lucera che ha tu con Di Martino, preferisce metterla al centro e chiude bene la difesa della Gela con Toledo. Ma poi 13 minuti e 30 secondi, il break centrale di Danilo Ambro che vede il momento di Concialdi, attende il momento giusto per servirlo. Concialdi da uno sguardo in mezzo vede ancora solo Danilo Ambro, prima firma in maglia Don Carlo Misilmeri per il centrocampista arrivato dalla Nocerina, ex Palermo, e gol dell'1-0 per la Don Carlo Misilmeri che arriva nel momento giusto. Poi l'abbraccio in panchina con il direttore sportivo Aurelio Lobianco. Prova a reagire il Gela con questo cross molto beffardo e la palla che per poco non casca sotto la traversa, lo smanaccia fuori Marino, poi torna ad attaccare con questa splendida combinazione da D'Angelo a Concialdi a Lucera che ancora per il piattone. La palla viene messa in calcio d'angolo dopo una deviazione, ma attenzione qui ancora all'opportunità per il Gela anticipato. Marino in uscita, secondo legno per la squadra di Mister Pensabene che poi deve difendersi dalla ripartenza della Don Carlo. Qui Lucera vede Di Martino fuori dai pali, la palla non va poi così lontano dallo specchio della porta. Tentativo alla Lucera di Raimondo Lucera che poi ancora una volta prova a mettersi in proprio, minuto 26, conclusione col destro, la respinta ancora di Di Martino con la palla che poi viene allontanata dalla difesa gelese. Ancora Raimondo Lucera, questa volta cerca di combinare con Concialdi, il pallone di ritorno non è perfetto, poi D'Angelo apre su Cerniglia che può mettere al centro, ancora per Concialdi, la palla arriva praticamente addosso al numero 10, la palla fuori, ma attenzione qui, 2,5 alla fine del primo tempo, grandissima palla di Concialdi per Vincenzo Manfrè che segna il 2-0, l'arbitro annulla tutto per fuorigioco, ma come potete vedere da questo rallenti il fuorigioco non c'è, perché c'è un difensore del Gela a tenere in gioco l'ex centravanti del Canicattì. Ancora Manfrè che prova a spingere, lo scambio splendido con Lucera, la conclusione volante respinta, poi ancora Manfrè e ancora la parata in calcio d'angolo, anche se poi la difesa riesce ad allontanare. Siamo nel secondo tempo, prova a partire bene il Gela con questa palla verso l'area di rigore, poi la volée di sinistro, la sfera che si perde sopra la traversa. Ancora l'offensiva da parte dei gialloneri con questa palla messa al centro, il colpo di testa di Colombatti, poi nuovo tentativo dalla distanza, riesce addirittura a bloccare Simone Marino. Poi minuto 68 e 30 secondi, ancora insiste il Gela che ha iniziato meglio questo secondo tempo, la palla di Piazza per il tentativo addirittura con questo tiro cross molto insidioso. Veniamo però al minuto 70, il cross D'Angelo mette giù Abate, secondo l'arbitro calcio di rigore. Ancora una volta ci affidiamo alle immagini rallentate, contatto veniale. Il direttore di gara però non ha dubbi nel concedere la massima punizione che Simone Abate va a tentare di trasformare con il suo destro di potenza al centro della porta. Riequilibra la situazione con il suo numero 9, il Gela, 1-1 a 18 più recupero dalla fine. A questo punto la Don Carlo si getta in avanti, qui c'è una bellissima opportunità per Manfrè, ancora una volta fermato dalla bandierina, ma qui potete vedere che era in posizione nettamente regolare Manfrè, che poteva lanciarsi a tu per tu con il portiere avversario. Siamo già nel recupero, il calcio di punizione di Lonigro, la palla che arriva a Giuliano, il quale non riesce a dar potenza al colpo di testa, c'è la parata. Poi dall'altra parte ripartenza del Gela con questo fallo di Lonigro che viene ammonito. Evidentemente poi il direttore di gara assente
qualche parolina di troppo da parte di Giacomo Fricano, il direttore di gara non esita, fischia, lo richiama all'ordine e gli mostra il cartellino rosso. Chiude in 10 la Don Carlo, di fatto però non succederà più nulla al Vincenzo Presti di Gela quando vedremo l'ultima giocata dopo 6 minuti di recupero. Il direttore di gara fischierà 3 volte, finisce 1-1 tra Gela e Don Carlo Misilmeri, occasione persa per la squadra di Aronica per restare attaccata da Sportisile. È tutto, alla prossima.